quando siamo partiti negli anni 90 eravamo dei pionieri, adesso la realtà del bio è molto cambiata, si è molto rivoluzionata, c'è un'attenzione maggiore da parte del consumatore e quindi questo aiuta molto anche a far passare un messaggio di un mondo pulito, diverso. Chiaro che dopo le aziende devono avere comunque una remunerazione per stare sul mercato. I controlli chiaramente sono cambiati in maniera significativa, c'è molto più attenzione, adesso è chiaro che aumentando i produttori, aumentando il mondo del settore del bio, ci deve essere anche più attenzione, soprattutto dagli organismi di controllo. Stiamo attenti anche come produttori perché noi all'interno del nostro gruppo abbiamo dei tecnici che vanno nelle nostre aziende e dai nostri produttori a controllare se veramente l'utilizzo di prodotti è quello ammesso oppure no. Insomma. Credo che fare squadra in questo mondo sia molto significativo perché comunque andare da singoli in questo mondo globalizzato è sempre più difficile. Tendenzialmente il mondo della pesca è un po' restio a stare in cooperative. Però noi abbiamo notato questa cosa qua, che riuscire a creare una struttura che parte dalle cooperative e avere la possibilità di interfacciarsi con soggetti e Lega Coop in testa che ci dia la sicurezza tecnico-politica, economica anche per poter realizzare alcuni progetti che abbiamo avuto e abbiamo ancora in testa, secondo me è fondamentale. Aderire alle OP per noi significa tanto perché parecchi anni fa eravamo un po' cani sciolti, questo ci permette a sopravvivere in questi anni che sono un po' difficili. La tutela del mare per quanto riguarda noi pescatori è di fondamentale importanza perché io credo che i primi soggetti che devono fare la guardiania del mare sono proprio i pescatori. Per qualsiasi tipo di anomalia il pescatore è il primo guardiano, non c'è storia. Noi siamo contingentati e praticamente andiamo sempre sul venduto. Questa è una cosa positiva perché diamo spazio e tempo a risorsa sui processi naturali. Qui siamo al lato nord del mercato ittico di Chioggia, a Punta Poli, dove abbiamo acquistato una struttura. Qui viene scaricato il prodotto, qui viene controllato, vagliato, è rimesso nei camion e va alle ditte che hanno organizzato la vendita. Grazie all'organizzazione produttori abbiamo avuto questa MSC, abbiamo un prodotto garantito. Noi siamo la prima organizzazione nel Mediterraneo che ha avuto questa certificazione. Con le nostre ricerche che abbiamo fatto abbiamo capito che appunto il consumatore adesso ricerca questi prodotti come il nostro, un prodotto che è pescato all'interno di un parco, quindi un prodotto che sicuramente è biologico di per sé e noi abbiamo capito che questo sarà il nostro futuro, quindi mettere sul mercato prodotto che sia un prodotto di qualità, un prodotto certificato. Siamo gli unici in Italia ad allevare una cozza con il marchio DOP, quindi ci siamo lanciati questa nuova sfida con, devo dire, con molto impegno, con molto sacrificio, però i nostri soci stanno capendo che questa è la sfida del futuro. Grazie all'AOP, all'organizzazione produttori, la nostra vongola ha preso forza. Il pescatore fa una vita regolare, non è più la vita di una volta. Noi dall'associazione cerchiamo un sostegno proprio per i nostri pescatori nel momento del bisogno e siamo sempre stati aderenti a Lega Coop perché questo l'abbiamo sempre trovato.